Sempre una storia c'è. Chi è l'ospite di stasera? Allora, io sono uno più interessante dell'altro. Capirai, la memoria storica non solo della città, non solo della città, tu pare caro, non solo della città dico, ma anche proprio dello spettacolo, della televisione, memoria storica anche dell'ossatura della città, se proprio lo vogliamo dire, no? Perché ogni città ha un'ossatura, uno scheletro, e lui, devo dire, di ossa ne capisce, sicuramente ne capisce un po' di... Comunque appena andiamo in onda, ma voi l'avete capito chi è? Loro no, voi sì. Nuova puntata di Sotto a Chi Talk, oggi una puntata come del resto lo sono state tutte, dinamiche, divertenti, leggere, spensierate. Oggi abbiamo, come ho anticipato poco fa, abbiamo un personaggio che insomma è una memoria storica, ve l'ho detto, è un personaggio come pochi, è una maschera, è un amico, è una persona squisita per bene, puntuale, che oggi la puntualità è Luciano Messina. Come faccio io a... ben arrivato Luciano. Grazie. Grazie. Luciano, tu... Il microfono non ce l'hai? Ce l'ho? Ce l'ho. Sì. Luciano... No, non lo vedevo, Il microfono non si usa. Non si usa, usa, sì. Allora, come vedete, l'imprevedibilità, io di tutti gli ospiti, Luciano, non me li scelgo perché mi fanno simpatia o perché sono amici o perché so. Io sono una persona oggettiva che reputo che l'ospite deve essere interessante. Va bene, ognuno col proprio punto di vista, ognuno cosa, come si dice. Un microfono, un misura, muta. Ah, non te ne accorgisti praticamente. Va bene, ok, cominciamo benissimo. Luciano, tu il programma lo conosci? Sì, lo conosco, l'ho già visto e l'ho rivisto. L'hai rivisto perché alcuni, diciamo, tuoi colleghi di Lattera, sì. Chiamiamo sì, di Lattera, amici tuoi gatti, sì. diciamo, sono già stati, l'hai visto di Terriccio, come si chiama Terriccio? La sabbia di sì, dove vanno a rimenare. Sono già venuti. Sì. Allora, io però ti devo ricordare alcune cose perché è d'obbligo ricordarti alcune cose, cioè che tu hai diritto a dirmi una sola bugia. Ah, una sola? Sì. Poi alla fine... Ma io le ho viste, però non è che l'hanno detto una sola. Cioè, io confido... hanno inflazionato. Ho capito, ma io confido sempre su... Ma poi il bello è che, voglio dire, l'uno mi suggeriva le cose da chiedere all'altro, quindi secondo me si sono messi anche un po' in difficoltà tra di loro, ma non c'è rinisce, no? Ma non c'è una macchina della verità, quindi bugie te ne posso dire anche tante. Sta il tuo buon cuore, Luciano, sta quindi... la tua onestà, io ti sto dicendo, tu hai diritto ad una sola bugia. Alla fine di tutto noi sceglieremo tra queste armi bianche che vedi che sono giochini, ping pong, canestro, eccetera, decidiamo di giocarci questa partita. Se vinco io mi dici la bugia, se vinci tu la bugia se ne va con te da questo studio e non la voglio sapere, va bene? Quindi abbiamo delle domande, abbiamo il domandone che poi tu puoi decidere se io ti posso fare o meno, sì, va bene. Però quella è la sedia scomoda ma non è una sedia, è baule direttamente, è una cascia proprio, una casciazza di quelle, però diciamo che è più scomoda rispetto alla mia sedia. Beh, sicuramente, però non si sta male. Non si sta male? Non si sta male. Va bene, 5 minuti, 10 minuti, in 4 ore uno corregge. Siamo abituati a sederci dovunque, quindi anche qua, anzi questo è già abbastanza comodo. Già che c'è, dici, no? Già che c'è, infatti. Allora Luciano, io comincio con le domande rompighiaccio. Sì. Le chiamo così, tanto per... Questo cavolo rompighiaccio. Per acclimatarci un po', va bene? Poi vi dico durante il caffè cosa ci siamo detti con Luciano prima, perché abbiamo parlato di cose. Stavamo a fare una nostra trasmissione. Allora, Luciano, le domande rompigliaccio. La cosa di cui ti sei vergognato di più, ma non mi puoi dire non mi sono vergognato di niente, ok? Sei orgoglioso di cosa e non mi puoi rispondere sono orgoglioso di tutto, perché ci sarà qualcosa di cui ti sarai vergognato, di cui sei più o meno orgoglioso, e poi se potessi tornare indietro cosa rifaresti, ma non mi puoi dire rifarei di tutto. Quindi andiamo per ordine. Allora, una cosa che mi ha fatto vergognare molto, avevo 17 anni ed ero al liceo scientifico e io di disegno
ma troppo, ma no scasso, quando uno dice troppo scasso, tendente tra il 2 e il 3. E avevo escogitato, stiamo parlando degli anni 70, un'idea geniale che mi aveva passato un amico mio. Praticamente facevo i disegni sulla fotocopia, cioè io facevo la fotocopia e ci disegnavo le supera. Ah, bellissimo. Fino a quando la professoressa, che aveva preso una stima in me, cioè vedeva questi disegni, dice ma tu sei troppo bravo. Ma come fai? Mio nonno ha avuto questa idea, dice ma non è così. Comincia a pigliare a gomma ma comincia a cancellare un disegno e cancellandolo di sutta diceva sempre lo stesso disegno. Cioè, ma che cosa è successo? E ci disse ma non lo so, avevo una matita indelebile, perché quando se n'è accorta praticamente volevo crollare, perché in effetti mi aveva sgamato, come si dice, e quindi mi sono trovato veramente anche da fronte ai miei compagni che avevo barato in maniera molto misera. Avevi creato questo mito del disegnatore perfetto. Che proprio... Invece non la sapendo che era fotocopiatrice. Quello è stato un momento molto imbarazzante. Ma avevo 17 anni, ancora ero cagnolo. Tu pensi che ci sono kid che ancora lo fanno a 60? A 60, bravo. Quindi voglio dire, ma ti sei vergognato, tutto sommato è un buon motivo per vergognare, ma ci può anche stare a quell'età. Luciano, sei orgoglioso? Ma io credo l'orgoglio venga dalla coerenza, cerco di essere coerente o quantomeno mi propongo determinate cose e quindi l'orgoglio mi viene dal fatto di continuare a perseguire sempre quello che mi sono proposto. E di cosa sei orgoglioso di più? Che cos'è che ti inorgoglisce di più, che ti ha inorgoglito in questi anni di vita? Ma dopo i 17 anni, da fotocopiatrice in poi? Dopo da fotocopiatrice in poi, dal fatto di essere soprattutto onesto con me stesso. Questa è bella perché tutti mettono davanti giustamente anche la famiglia, questa è una... No, di essere onesto con me stesso, perché lì è proprio il segreto della coerenza. L'onestà intellettuale. L'onestà intellettuale. Perfetto, esatto. Allora, e se potessi tornare indietro, Luciano? Se potessi tornare indietro, farei tante cose. Intanto cacciasse squadra. Che con Catania stiamo pigliando solo gol. Allora tu mi dai una io sono tornato in aereo, mi pigliasse una squadra, no? Però quando poi inizi a tifare per il Catania ti rendi conto che è la più bella squadra del mondo, perché gli altri possono vincere scudetti, possono vincere Coppe dei Campioni, ma noi catanesi siamo nati rosso-azzurri, prendiamo bastonate, e soprattutto dal palazzo, perché non ce lo dimentichiamo sempre, Catania è stata l'unica squadra penalizzata fino al midollo, certo. E noi siamo sempre là, ogni domenica 18.000 allo stadio, l'Aucica soffre una casa, abbandoniamo famiglie, lavoro. Quando andiamo in trasferta abbiamo sempre i nostri fratelli rosso-azzurri che riempiono le tribune. Questa è Cambieresti squadra? Cambierei squadra per soffrire meno, per soffrire molto meno, perché si soffre molto. Si soffre molto, quindi attenzione, lo diciamo a tutta la tifoseria catanese, Luciano non è che vuole cambiare squadra perché non ha, per il troppo amore, per la troppa sofferenza, però noi oramai siamo con questo genoma. Oh, ma ci abbiamo fare questo genoma 9500 come te ho un fratello e un suocero. Io diciamo sono un tifoso ma moderato, va bene, ti chiamiamo. No, io non sono moderato perché io negli anni la seguivo anche in trasferta la squadra. Luciano, qua c'è una cosa che ti riguarda, che riguarda te e il Catania. Ora sai che facciamo invece? Facciamo così, tu o loro li vedi, no? Li stai vedendo, non dicono una parola, perché qua si no, saccio, perché non parlano. Però se tu li vedi fuori, sì. Ora ti faccio vedere cosa combinano fuori. Guarda di Vox Populi. Buonasera meraviglioso pubblico di Vox Populi. Oggi andremo un po' a fare un sondaggio che riguarda il sushi e la carne di cavallo. Voi cosa preferite? Che succede? Di che si parla oggi? Sushi e carne di cavallo. Andremo un po' a vedere cosa preferisce il popolo. Vabbè, tutte cose, no? Sia il sushi che carne di cavallo. Un bel sushi di cavallo. Smettila con queste cavolate, andiamo. Ma il sushi di cavallo è buono, perché lo fanno il sushi di cavallo? Però che dolore.
Dai! Carne di cavallo o sushi? Carne di cavallo. Ah, carne di cavallo, quindi diciamo che questo cibo che oggi ha preso così tanto piede nella nostra terra, per te in ogni caso resta. Si può Carne di cavallo. ghittare, si può ghittare un sushi. Si può ghittare, mai mangiato. Ah, non l'hai mai mangiato? mangiato. Però guarda, io ti capisco perché io anche diciamo sono un po' restia nel mangiare sushi. Sì. Quindi capisco quello che vuoi dire. Siculo doc. Bravo. Ma l'hai Non mai... ti sei convertito? No, Ma l'hai mai assaggiato? no. Il sushi sto No, parlando, no. no? Neanche. Sushi. Né quello né quell'altro. Quindi, sai, magari l'avevi assaggiato e dicevi non mi piace il sushi. Cane, sì, c'è. Noi cogliamo l'occasione per chiederle, lei preferisce la carne di cavallo o il sushi? Sinceramente nessuno dei due. Va La benissimo, e signora noi? non è siciliana. No, assolutamente. Sono di Caorle, Venezia, in Perfetto. provincia di Venezia, sono qui di passaggio. Ma non ha mai assaggiato la carne di cavallo nostra? No, non l'ho mai assaggiata sinceramente. Ma il suo sguardo mi fa capire un po', non l'ho mai assaggiata e non intendo farlo. O sbaglio? Più o meno sì. Non è una cosa che proprio mi attirerebbe farlo, però... Non sa cosa si perde. esatto, però può esserci anche l'occasione. La carne di cavallo da bravi siculi oppure vi piace anche il sushi, che è questo cibo diciamo che sta Non ne spopolando? parliamo completamente. Io mangio la roba Assolutamente. cotta. Infatti La cucina italiana, siciliana. Perché abbiamo bisogno di quella giapponese? quella che gli ha fatto Questa è una Una moda. domanda io interessante. una volta l'ho assaggiato e l'ho sputato. Proprio Io non lui l'ho diciamo mai assaggiato e penso che mai lo assaggerò. niente, senza decide. Vediamo, stasera vado a mangiare sushi. No, Difficile, completamente, molto ma difficile. non sappiamo neanche dove sono i locali, quindi si figura un po'. Scusate, mi è piaciuta la domanda che ha fatto il signore, se la può rifare, perché mangiare con la buona cucina che abbiamo? C'è questa è una intelligente. cucina italiana e siciliana. Mangiamo quello che Ma abbiamo mangiamo a il casa nostro, nostra. quindi perché? Lo chiediamo a Edoardo, tu che sei in studio, perché Edoardo, perché il sushi? Perché che abbiamo un'ultima cucina? Il sushi, da dove vi viene il sushi? Sushi. Vox Populi. Ciao a tutti, da Caorle, Venezia. Ciao. Buona granita. Grazie mille. Luciano, te l'avevo detto io. Sì. E loro avevano, sai come la mia lingua è altro che lo sto. so. Allora, il gioco lo conosci, qui ci sono Sì. 3 domande, va bene? Ci sono 3 domande, risposta multipla, ora io te le faccio. Tu se vuoi puoi scegliere l'ordine senza vedere, se vuoi scegliere una carta, Ne scelgo quella là. questa? No, là, quella di sopra. Questa qua, questa qua. Poi questo è il domandone, poi Il domandone. deciderai tu se lo Ma vuoi si fare. vince qualche cosa? No, No, non si vince niente. Non si vince Non, niente. non si vince Domandone. niente. Domandone. Dice, tu non mi hai fatto questa domanda. Cioè, qua non c'è, qua c'è la domanda che io e il Oh. domandone. Domanda. Hai capito? La domanda L'importante è delle che non domande. piglio coppa. Allora, senti, mi piace questa. Te la Vabbè. faccio come prima. Mi piace perché ha a che fare con la tua vita professionale, Sì. però per la, diciamo, per la, non per la seconda professione, per la tua passione che poi l'hai fatta diventare anche una sorta di Sì. professione, no? Tu sei Sì. un componente, un fondatore del Gatto Blu, e quindi è come Un componente. e poi insomma sei uno che televisione ne ha fatta tanta, però io Sì. ti chiedo una cosa. Sei in questa giungla artistica, va bene? Tu in un'altra vita dovessi rinascere, proprio ti scrivono che devi rinascere sotto forma di animale, ok? Sì. Tu quale animale vorresti essere? Falco. A. Falco. B. Bradipo. C. Gatto. O c'è magari a D, la puoi aggiungere tu la D? Ah? No, e se sono 3, il bradipo già ci sono, perciò già questo è da escludere. Ma falco, perché il falco già vola senza bisogno di fare queste prenotazioni, di fare questi check-in, di fare queste cose. Vola, quando vuole volare vola. Quindi non c'è bisogno indipendente, falco. manco di pigliare i biglietti di qualche compagnia che ne fa i low cost. Oltretutto a Chiro Stadio arrivi subito. Arrivo subito, manca a attero posteggiare. direttamente, non passo manco dei tonnelli, già chiaro direttamente. Vabbè, mi piace questa risposta. Mi dispiace per i gatti, ma Luciano vuole rinascere falco, quindi Falco. non... Ma perché il gatto ci sono pure, cioè, Cioè- se io, allora,
escludendo le cose che già ci sono. Sono gatto, sono bradipo, allora l'unica cosa che restava è falco. Vabbè, E quel me la falco- prendo per buona. logico. Vabbè. Ci sono altre due domande, vuoi scegliere o faccio io? No, fai tu. Faccio io. Se sei una buona forchetta, sei Ma uno perché stimato... si dice una buona forchetta? Perché quelli che mangia non è che si arrosica la forchetta. No, si dice, va. buona forchetta. È uno che bella panza, Sì, non una buona bella forchetta. panza, bella questo è panza. delicato. Ma è buona forchetta, oramai dobbiamo sfatare questi luoghi comuni che dicono buona forchetta, ma perché uno con cucchiaio non può mangiare? Giusto, vabbè, allora Luciano, ti piace mangiare? E su questo non c'è dubbio, va bene? Io anoressico mi pare che non ci sembra, va, non ci sono. Allora, se è vero che chi ama mangiare si definisce, come dicevamo prima, una buona forchetta, tu cosa ti definisci? Tu poi in queste domande ci trovi qualcosa che qualcuno... Cosa ti definisci? A. Mestolo gigante. B. Aguarara. C. Forno a pietra. Oppure la D. A. Cuppino d'argento. Cuppino d'argento. Anche... Perché il cuppino identifica tante cose, la minestra, la pastanica, un ragù, c'è tanto nel cuppino. Imbarduzza broro, Imbarduzza in sugo, c'è un tante- riso, il certo, riso, certo. per chiamarmi un cuppino di riso. E Sì. poi il cuppino, hai ragione, perché il cuppino dice, ah, vuoi la pasta? Un cuppino. Allora- Quando uno dice un cuppino, ma tu che sei più antico di me, ma questo Esatto. cuppino equivale tipo a una pozione, a 50 grammi, a 70 equivale grammi. a un piatto cupputo, A un piatto perché i cupputo. piatti sono chi da giro e chi da cupputo. Quello cupputo è quello proprio Quello il, cuppino. il contenuto del cuppino. Perfetto, quando uno si dice un cuppino ti inghio piatto Esatto. praticamente. Io ve l'ho detto, oltre ad essere esperto. Ma noi siamo nati in una terra dove il cibo non solo ci unisce, ma ci identifica. Certo. E quindi per noi il cibo è un attestato di cultura. Bella questa, bella questa, bella presa. Anche noi con la rivalità con Palermo. Chi diciamo un'arancina, un'altra arancina, ma sempre di riso è fatto, Certo. sempre fritto è, sempre un sugo, un ragù di c'è. Pensate che stiamo parlando, però c'è il couscous e c'è la ricotta salata. Certo. Quindi abbiamo questi dualismi, queste forme di cucina siciliana che però ci identifica. E tu sei conoscitore di questa. Tu sei conoscitore. Certo. Perché io saccio di mangiate infinite, saccio mangiate che si sanno quando cominciano e non si sanno quando finiscono. La domenica era il giorno dedicato alla panza, perché ci si sedeva, era una specie di teleton da panza. Cioè uno si sedeva e cominciava a mangiare fino alle 8 di sera, quando si finiva tutto quello che c'era a tavola, e poi dice che facciamo, ne sosiamo o continuiamo? Allora perché c'è la cena, giustamente si univa il pranzo con la cena. E senti Luciano, tu prima di andare allo stadio cosa mangi? Cioè la domenica, visto che poi lo Ma la stadio domenica oramai ci hanno devastato con questi orari che sono, una volta c'era la partita era 1:30, poi cangiava l'orario e 3:30, quindi si andava a tavola a mezzogiorno per alzarsi all'1:30 e andare allo stadio. Ora non si può più fare questo perché ci sono partite di venerdì a sera, di sabato pomeriggio. Ma tu ti mantieni leggero oppure mangi dopo per non sbagliare? Perché... Allora, la domenica bisogna sempre onorarla, e quindi anche se si è in casa si deve mangiare. Una volta si usava andare allo stadio negli anni 80 alla vettura dei cancelli alle 9 di mattina, per cui c'erano intere famiglie che trasferivano il pranzo domenicale direttamente in allo stadio. C'era gente che veniva dalla provincia, io mi ricordo un Catania-Juventus, alle 9 di mattina siamo entrati, c'era gente che veniva di Palagonia, di Caltagirone, di Gela, avevano portato interi frigo
bar, c'era di tutto, cutolette, Fasso Mauro, pastofunno, di tutto. Alla fine c'era l'uomo dei peretti che tagliava, picchiava a digerire, c'era un bello pezzo di peretto, il limone, quel cedro, che faceva digerire il tutto. E chi lo quando mangiava? cominciava la partita c'era gente in coma che non aveva più niente, Quando perché segnava stava mangiando Catania, pure. quando segnava, "Oi, tu segniamo". Cuciniamo. Allora, a proposito di Catania, noi sappiamo che quando tu vai allo stadio ti trasformi, Sì. cioè non sei più tu, diventi una specie di dottor Di Godzilla. di Godzilla. Allora, e sono ormai note a tutti, ma proprio a tutti, magari a mia che non ti incontro mai allo stadio, sono note a tutti le tue imprecazioni, sono pazzesche. Perché uno Ora- quando arriva allo stadio, se non fa attenzione a dove mette i piedi, impreca. Perché vai Beh, imprecando a ora, destra e a sinistra. A seguito di queste imprecazioni, Luciano, quali di queste tre cose sono vere? A. Sei riuscito a far diventare cori da chiesa i cori della Curva Nord. Cioè, a cospetto alla Curva Nord fanno i coretti da chiesa, sei tu che comandi. Dilettanti. B. Rischi ogni qualvolta di far perdere 3-0 a tavolino il Catania per molestie verbali alla terna arbitrale, quindi perché tu sei veramente Sì. pesante, cioè, abbiamo sentito cose indicibili. C. È un modo di sfogare tutte le angherie che ti ha fatto Mughiere, quindi tu vai allo stadio e ti liberi in questo modo. No, Perché poi- è la B. la B. Perché Rischi di allora, onestamente, gli arbitri negli anni in Italia, non sono negli altri paesi, ma in Italia si sono veramente lasciati andare, hanno una qualità pessima, cioè arbitri che veramente non meritano neanche di arbitrare i tornei di briscola, li fanno arbitrare. Meno male che c'è in Serie A, in Serie B c'è il VAR, perché altrimenti veramente ci sarebbero delle topiche clamorose. È usaccio, In Serie C non c'è il VAR e si vedono cose allucinanti, e questi saranno la prossima classe arbitrale della Serie A e Serie B. Quindi Luciano è utile perché con le molestie verbali verso la terna arbitrale farà in modo che il VAR arrivi anche in Serie Ma C. infatti gli ho dato un input a un arbitro l'altra domenica, gli ho detto: te un ticket la visita oculistica da pago si è pagato, o dinno garibata ennesima e fate un controllo picchi senza occhi. Allora voi immaginate nel silenzio proprio di una frazione di secondo di silenzio allo stadio, Luciano Cavania, ticket L'hai pagato a giro sulla garibata a fare di misura alla vista. Dove è Luciano di casa? Allora facciamo una cosa, Luciano, mi è piaciuto le domande, veramente hai risposto, le risposte, io non voglio fare inutile che chiamo, non li posso chiamare in causa. Facciamo una cosa, ora ti offro un caffè. Va bene? Sì. Ci prendiamo un caffettino e poi scegliamo le armi, ci vediamo un Vox Populi e poi andiamo al gioco finale. Va bene? Ok, aggiudicato. Caffè. Luciano, ecco, ti avevo promesso il caffè, il caffè è qua ragazzi, se volete prendervi, ma non mangiate, vero? No, non mangio, non me lo manco conto. Senti Luciano, so che tu la colazione fai la mattina, ti basta, questa è quella di Alecci, insomma è una colazione simpatica, buona, fresca. È una colazione giusta. C'è salata magari se vuoi, se vuoi favorire, io assaggio una punta di questo. Senti, Noi non siamo sul dolce e il salato, noi ne pigliamo tutto cose. Tutto cose. Ne pigliamo tutto cose. Luciano, al volo, in un minuto, Dimmi. ma tu quando lavori, quando sei al Gatto Blu, no? Sei l'addetto all'accoglienza, alla porta, Sono quello che ha maschera. alla maschera. La maschera è quella proprio classica nella sua identificazione. Chi che ci sputtusa l'abbonamento, Però, chi che ci scica i biglietti. Però ecco, a mia mamma ha detto che certe volte è capitato che all'ingresso, quando si presentano per entrare con l'abbonamento,
C'è la moglie che si presenta con l'abbonamento e il marito si presenta direttamente con la radiografia per fartela vedere, per avere una consulenza al volo e tu poi visiti. Sì, e poi si fa una fila perché nel frattempo ci spiego le cose, ma noi ce ne volevamo sapere i malattie dell'auto, volevamo passare avanti, volevamo trasere. Ecco, no, ma il massimo è stato un giorno, io cammino per via Etnea, una signora mi esce da un noto, diciamo, negozio, la Rinascente, si può dire la Rinascente. Questa signora mi esce, ora c'è un muro da Rinascente, non c'è un freddo bestiale, c'è proprio il condizionato. Questa esce, mi vede, dottore Messina, si leva, scappa. Secondo lei questo alluce si deve operare? Quando me lo posso operare? Cioè io ero un nare che parevo che ci tagliava, scappa, chi ne rendola, che scappa, mi sarei fuori, io che ci facevo, signora, ma una mensassata mi venga davanti a tutto, era così, non lo so, il vuole fare, torniamo un'altra volta a trasere da Rinascente, perché direttamente a dita ci faccio una... Allora vedi che è vero, perché mi dicevano che proprio davanti alla porta radiografie, spade, cose. Va bene, il caffè l'abbiamo preso. La scelta delle armi, questa è per la bugia, ci dobbiamo sfidare sulla bugia. Come mi vuoi sfidare? Qual è la? Vuoi giocare a canestro, giocare a ping pong, giocare a bowling, a tiro con l'arco? Allora, a canestro non scasso, anche perché io ho attitudini proprio di fisiche, altezza bestiale. Cioè io facevo 100 tiri, potevo ingaggiare un ferro da canestro una volta sola, ma che ficcare un pallone dentro, mai. Quindi sì, i birilli sono... Facciamo un bowling? Un bowling. Facciamo un bowling. Allora, un Vox Populi, nel frattempo prepariamo il campo da bowling. Tu preferisci Carne di cavallo o sushi? Carne di cavallo. Ma il sushi l'hai mai mangiato? Sì, questo caroso qua fa il sushi. Lui fa... Vieni, perché parliamo del tuo lavoro. Sta scappando, vediamo che scappa. Ma lui fa il sushi, hai assaggiato il suo sushi? Sicuramente sì. E ti è piaciuto? No. Quindi non ha un buon sushi. Perché non mangio pesce crudo. Lo vuoi cotto? Sì, la voglio cotto. E quindi Giovanni, meglio la carne di cavallo? Carne di cavallo, sempre. E poi qua siamo a Catania, perciò... Carne di cavallo o sushi? Sushi. Tutti e due! Allora, guarda, siamo così, troviamo. stiamo esultando perché siete i primi che rispondono sushi. Ma a mani basse, oppure diciamo che questa è una risposta che avete dato con difficoltà? No, nessuna difficoltà. Perché non mangiate carne di cavallo? Raramente, sì, raramente. Però non mi piace, non è una carne che a me piace, sì. Però dimenticavo, la carne di cavallo l'avete assaggiata? Sì. Ok, quindi avete, diciamo, contezza di tutto. Per l'esattezza, sushi o carne di cavallo? No, né l'uno né l'altro. Perfetto, ottimo, abbiamo finito l'intervista e ce ne possiamo andare a casa perché Non la signora mangia non né sushi mangia né né carne di l'altro. Ma allora a questo punto ci dica cosa le piace. Ma guardi, tutto quello che è cucina mediterranea, la nostra. La carne di cavallo è un buono. Sì, ma non la mangio. Ma il sushi l'ha mai assaggiato? Oh, sì, ma Però non niente, completamente. meglio dice il pesce Sì, come un pesce come lo che conosciamo noi, perfetto. Buonasera, gentili signori. Buonasera. No, ma come si dice? Ma no, ma questo si bara? No, Ma che coltello? No, devo fare una domanda molto semplice. Qual è? No, No, da due mode. Carne di cavallo o sushi? Io carne cavallo. Ah, carne di cavallo. Quale tu? Qual è il suo pezzo preferito? Salsiccia, cipollata, polpetta di cavallo, carne di cavallo, Non ho involtini? problemi veramente io. Vedi che uomo di sostanza. uomo soltanto uomo da panza. Perfetto, quindi amici, carne di cavallo, lo Carne chiamo di cavallo. tradizionale, nostra Qua. invece tradizione, carne di No, cavallo. con questo caldo no, eh? No, questo cavallo, vabbè di sera sì però, di sera sì. una bella rosta e mangia si può Vabbè, ma fare. sempre cavolo. Lo so. Abbiamo qua un siculo doc. Allora ci prepariamo all'inverno per la rosta e mangia. Un saluto a Vox Populi. Ciao. Grazie, ciao a tutti. Ciao. Tanti saluti. Ciao. Grazie, un saluto a Vox Populi. Ciao. Lui
Luciano, Sì. allora noi questo abbiamo. Beh, buono. Tu ti aspettavi la pista, no? La pista, la canaletta di ritorno con le palle, quelle là che erano belle giuste, che uno si fa nella a peggiore misura. delle ipotesi tu ti aspettavi un gambetto della playa, che poi una cosa del genere, diciamo. Però è funzionale. Però va. dico, bowling, allora senti, abbiamo due palle, vedi, non si vedono, però ci sono i 3 buchi qua. Vedete? Sono i 3 buchi, però le tue 3 dita non ci entrano. Si può non essere l'ugna. Vabbè. Sono fatto con l'ugna. tu hai diritto a 2 tiri. A due tiri. Vabbè, Ok. bowling. Va Ok. bene? Quindi vai, ricordati che se vinci tu la bugia se ne va con te da qui, non me Va la bene, saprò mai. va bene. Se mai tu l'avessi detta, se dovessi vincere io, mi dici qual era la bugia. Va bene, a te, ok. a te il primo. Faccio il primo tiro. Sì. Vabbè, diciamo che il primo tiro. Il primo tiro già. Devi vedere come si sta complicando la vita, Chiddo. Vabbè, Vedi, però sempre sai tutto. che non posso fare più. Vabbè, però non è detto che io in 2 tiri possa Sì. risolvere, però. Vediamo. Va bene, voto, va bene. Allora mettiamo i birilli a posto, io mi prendo la pallina e vediamo di guadagnarmi. No, stai qua Luciano, Sì. che io rimango esterno al mio posto e vediamo di guadagnarmi, diciamo, di sapere qual era questa Sì. bugia, la vittoria, va bene? Quanti birilli ha? 4 birilli, però non barra, però 4, hai visto? Ci provo, non è detto che ce la faccio. Vabbè, già vinci. Va bene, quasi strano, Non però c'è Fra, non toccare niente, non mai ho vinto, e va bene. Luciano, c'era la bugia, innanzitutto? No. Non c'era la Non bugia. c'era la bugia. Quindi non posso sapere. Perché io quando faccio queste cose non vado sempre a trovare le cose. Siete stati affabili e mi avete fatto passare mezz'ora veramente bene. C'è cosa più bella, di queste parole. Va bene, allora sotto a Key Talk per oggi finisce qui. Noi salutiamo Luciano Messina e vi diamo appuntamento alla prossima. Come si dice? Alla Ciao. prossima, no? Alla prossima. O alle prossime. Alle prossime. Ciao. Non c'era la bugia, vero? No, non c'era bugia. Io ho detto cose veramente. Un domandone non sciafuttiamo completamente. Qual era? No, domandone. Lo vuoi fatto ora? C'era il domandone. È una altra volta quando ci vediamo, cioè, se ci sarà un altro. Ci organizziamo per andare allo stadio con lui e vedere la sua trasformazione. Si sta smontando tutto cosa. Ora io voglio venire allo stadio e vedere come ti trasforma e ti ripiglio qua da telefono. Ma bisogna vedere, perché ora quest'anno io non l'ho fatto l'abbonamento, perché col fatto che abbiamo gli spettacoli venerdì, sabato e domenica e tutta la settimana, il problema è che io l'anno scorso con l'abbonamento mi sono messo solo 5 partite, francamente. Va bene, accattiamo un biglietto. Accattiamo un biglietto. Io Paolo, voglio vedere come diventi. Va bene, va. Vuoi un altro caffè? Vuoi un altro caffè? Va bene. Ok.